Alcuni bambini rientrati dalla Cina sono rimasti a casa in via precauzionale. Gli alunni frequentano la scuola italo-cinese di Padova, istituto parificato, unico in Italia. Lezioni regolari e nessun allarme, specifica la dirigenza della scuola, ma un paio di studenti, le cui famiglie si erano recate in Cina, rimangono a dormire in collegio. In modo analogo, 3 famiglie che si erano recate nella zona di Shanghai per Capodanno hanno scelto per sicurezza di tenere i figli a casa 2 settimane. Nessuno ha sintomi del virus, solo una preoccupazione condivisa con la scuola, ha fatto sapere il vicepreside Wang Fusheng. Intanto il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha scelto di scrivere una lettera per esprimere solidarietà alla popolazione cinese che vive in città. Vogliamo manifestare amicizia e vicinanza alla folta comunità cinese che vive a Padova e che in questi giorni è oggetto, suo malgrado, di diffidenza e sospetto, anche a causa dell'irresponsabile diffusione di fake news sulle modalità di diffusione della malattia. Padova è da sempre una città accogliente e rispettosa e non permetterà che accadano episodi di intolleranza e discriminazione del tutto immotivati, scrive nella nota ufficiale Giordani. Il primo cittadino ha poi scritto anche una lettera, tradotta con gli ideogrammi, per la popolazione cinese colpita dal coronavirus. In particolare, il sindaco ha espresso vicinanza rivolgendo un messaggio al suo omologo, il sindaco di Guangzhou, con cui è avviato un percorso di gemellaggio delle università.